Nuovo scontro social mediatico tra l'ex e l'attuale sindaco di Porto Empedocle. Il primo cittadino in carica da Agrigento pubblica un post sulla sua pagina Facebook. Guardate, per la prima volta Lillo Firetto ha voluto rivendicare la paternità di un'attività in svolgimento nella città marinara, ovvero i lavori di manutenzione straordinaria del lungomare Nettuno a Lidazzurro. L'avvio di questo cantiere, scriveva, è dedicato a Totò Burgio, che con me lavorò per la progettazione e la realizzazione di questo intervento, pensato, progettato, finanziato e appaltato dalla nostra amministrazione, di cui Totò era assessore ai lavori pubblici. Grazie Totò, amico vero. Più che una vetrina, tuttavia, si trattava di un ricordo di commiato, dato che Burgio è morto lo scorso anno all'età di 59 anni dopo una brutta malattia. Ma poco dopo, sulla pagina dell'assessore Gaetano Tripodi, è apparso un nuovo testo, sottoscritto anche dall'attuale sindaco di Porto Empedocle e dai componenti della giunta, in cui si legge: con tutto il rispetto per Totò Burgio, col quale ho avuto un ottimo rapporto e che ho anche ospitato a casa mia per un certo periodo ai tempi dell'università e per il suo lavoro, scrive Tripodi, bisogna dire le cose come stanno e bisogna anche ricordare che fu stipulato un contratto per aprire un cantiere in un'area che non era in possesso del comune. Quindi l'impresa avrebbe potuto chiedere i danni per il mancato utile e con pazienza, grazie alla capacità diplomatica degli uffici comunali, ha voluto aspettare lo sblocco della situazione. E bisogna anche ricordare, continua Tripodi, che c'era un debito pregresso nei confronti del demanio regionale di circa 250 mila euro finito nella messa passiva e che questa amministrazione, nella tempesta di una situazione finanziaria drammatica, ha dovuto confrontare e superare questo insormontabile scoglio, racimolando i soldi per pagare il canone dovuto al demanio e quindi poter finalmente avviare questo cantiere.